No, vi prego, no. Suona la campanella, ore 8 puntuali, ma studenti e studentesse di Besta, Ricate Luzzati e Duca degli Abruzzi sono ancora fuori. Catene e lucchetti a chiudere i cancelli e bloccare così l'arrivo e l'entrata di insegnanti, personale e alunni. Dove passano le macchine del prof e poi hanno messo la colla sulle porte principali dove noi entriamo solitamente. Cosa pensate di questo? Che è un atto che non dovremmo farlo perché ci sono anche persone che vogliono imparare, ci sono i prof che vengono a scuola per insegnare e facendo questa cosa blocchiamo tutto ed è ingiusto. Un vero e proprio blitz per cui è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Al liceo Duca degli Abruzzi è sfregiato anche il vetro delle porte d'entrata. Da orario dovevamo iniziare alle 8 e siamo entrati almeno alle 8:20. Il cancello l'abbiamo trovato chiuso da una catena e non siamo riusciti ad entrare subito, insomma, sono dovuti arrivare i vigili del fuoco e così è stato anche per le scuole adiacenti, perciò non siamo stati gli unici. Un blocco momentaneo durato circa 30 minuti ma che ha allungato quello promosso dalla manifestazione in favore della flottiglia e del popolo palestinese. Hanno fatto tutte le scuole di Treviso, la maggior parte. Pensate di questa cosa? Onestamente non ho avuto tempo di rifletterci ancora, perciò non vorrei dare un'opinione campata in aria.